Buonasera. Renzi non finisce più di stupire, in negativo purtroppo. Quando si insediò la Presidente del Consiglio, dopo aver disarcionato col metodo che conosciamo il povero Enrico Letta, dichiarò urbi e torbi che avrebbe portato a compimento una riforma al mese su scuola, lavoro, giustizia e via elencando. Eravamo tutti in trepida e fiduciosa attesa. Speravamo che finalmente un giovane senza una storia personale che potesse frenarlo, che potesse ricattarlo, avrebbe avuto il coraggio e la forza di scardinare il sistema, quel sistema che ci ha portato nelle condizioni attuali. Purtroppo i fatti ci raccontano il contrario. Renzi è un politicante uguale a quelli che diceva di voler rottamare. Infatti, anziché mantenere la promessa di fare una riforma al mese, oggi dichiara che cambierà il Paese passo dopo passo entro 1000 giorni, per cui dichiara giudicatemi dopo nel 2017. Sì, buonanotte. L'Italia ha bisogno di una terapia intensiva per poter sopravvivere e Renzi ci dice che la curerà in un arco di 1000 giorni. Ma nel frattempo il Paese sarà già bello e morto. Caro Renzi, le parole a questo punto stanno a zero. Anche lo show del gelato lascia l'amaro in bocca per chi crede che governare il Paese non sia un continuo spettacolo di cabaret. Io penso che il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, venerdì 29 agosto, dove promettevi una rivoluzione copernicana, abbia fatto emergere con chiarezza la mancanza di volontà o la tua incapacità a scardinare il sistema come predicavi un tempo. Quando hai iniziato questa avventura dichiaravi di voler cambiare verso, secondo me allora eri sincero e avevi tanta voglia di fare bene, ma il potere, quello che in questi anni ha fatto i disastri che conosciamo, ti ha fagocitato. Continui a comportarti come un capitan fracassa, le tue conferenze stampa sono scoppiettanti, ma ormai il tuo gioco è stato scoperto. In Europa spari i tuoi slogan roboanti, ma i tuoi colleghi europei non cadono nella trappola come molti italiani che ti hanno votato, tra cui chi vi parla. L'Europa Unita vuole riforme vere che servono al Paese, esige i fatti, ma su questo sei latitante. All'inaugurazione dell'autostrada Pre-Beni hai dichiarato pronti 43 miliardi per le infrastrutture. Poi scopri che questi 43 miliardi non erano investimenti pubblici pronti, ma il valore che gli investimenti avrebbero prodotto, mentre i miliardi stanziati sono 3 miliardi e 800 milioni, di cui 3 da un fondo europeo pluriennale che scade il 2020 e il rimanente sono milioni stanziati dai governi precedenti. E poi la giustizia, anche qui, caro Matteo nostro, hai toppato clamorosamente. Nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri sull'argomento giustizia sei uscito con una battuta che è un'offesa all'intelligenza. Abbiamo fatto una riforma della giustizia non dettata da esigenze di parte. E il ministro Orlando, sempre dopo quel Consiglio dei Ministri, ha avuto l'improntitudine di dichiarare senza arrossire di vergogna: sono soddisfatto aver portato a casa il falso in bilancio, l'autoriciclaggio e la nuova prescrizione, lo considero un vero successo. Francamente fino a ieri non ci avrei scommesso. Da scompisciarsi dalle risate. L'unica parvenza di riforma è stata quella sulla giustizia civile. Sul fronte penale praticamente tutto è stato rinviato alle calende greche con leggi delega e disegni di legge con l'inevitabile conseguenza di tempi lunghi e modifiche sostanziali durante le discussioni in Parlamento, se ci arriveranno. Cari Renzi e Orlando, lo sanno anche i sassi che Alfano e Berlusconi, i capi delle varie maggioranze che sostengono il governo, vi hanno intimato di togliere quelle parti della riforma sul penale che rischiavano di compromettere l'impunità di quella genia che in questi anni ha gozzovigliato alle nostre spalle. Il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, una nuova prescrizione sono riforme che non si possono fare assieme a questi personaggi che in coppia in questi anni hanno scassato con le loro leggi ad persona quel poco di equità giudiziaria che esisteva nel Paese. Sulle intercettazioni è meglio stendere un velo pietoso. E poi, caro Renzi, a proposito della nuova legge elettorale, il 24 febbraio dichiaravi al Senato, testuale, non è solo una priorità, ma una prima risposta all'esigenza di evitare che la politica perda ulteriormente la faccia. Ebbene,
Dopo essere stata approvata sprombattuto alla Camera, ora è parcheggiata al Senato esattamente dal 17 marzo. Sono cioè 6 mesi che il famoso Italicum dorme profondamente al Senato e nessuno pensa di svegliarlo perché, caro Renzi, hai paura di non avere la maggioranza per farlo approvare. Sei diventato, per dirla alla Al Capone, chiacchiere e distintivo. Viene da chiedersi, ma fino a che punto è lecito truffare la buona fede degli italiani? Ci vediamo giovedì prossimo.